appeso sul ponte dell'Accademia con il cartello "Il popolo iraniano vuole libertà e pace". L'azione condotta dall'Associazione Italia-Iran in segno di protesta per la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale d'Arte. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha commentato la scelta del padiglione di Israele di non aprire, lanciando un forte richiamo alla pace. Passo importante per lo stop dell'inceneritore di Fusina. L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere negativo e ora i comitati confidano in una grande presenza cittadina alla manifestazione di giugno. Cresce l'attesa per l'arrivo del Papa a Venezia. Ieri sera a Ringhe il patriarca Moraglia, pronti all'abbraccio, dice la sua visita potrebbe essere un punto di svolta sul tema cruciale dell'ambiente. Rischiano lo sfratto da un edificio del Demanio dove potrebbe sorgere una nuova struttura ricettiva. In vista della sua visita a Venezia, i residenti dell'ex caserma Sanguinetti scrivono al Papa. Crisi di maggioranza a Chioggia. Matteo Penso è incompatibile col ruolo di consigliere ed assessore, lo scrive in una nota al ministro dell'Interno. Grande soddisfazione da parte del sindaco Armelao. Campione di nuoto paralimpico non riesce ad entrare nei locali a causa delle barriere architettoniche ed annuncia: farò battaglia a nome dei disabili, a chi non rispetta le regole. Il telegiornale di Venezia, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con le immagini del cappio appeso sul ponte dell'Accademia insieme al cartello "Il popolo iraniano vuole libertà e pace", azione condotta dall'Associazione Italia-Iran. Vediamo. Un cappio pende sul Canal Grande dal ponte dell'Accademia. È stato appeso con un raid fulmineo dall'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana, in segno di protesta per la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale d'Arte. L'esposizione mediatica mondiale, di cui godono gli atti anche di protesta e denuncia posti in essere in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Contemporanea, hanno convinto gli attivisti dell'associazione a scegliere Venezia per far sentire la propria voce. L'Iran è il paese con il maggior numero di impiccagioni al giorno. La stragrande maggioranza delle vittime sono giovani donne, giovani uomini che vengono impiccati, condannati a morte con processo sommario solamente per dei reati di opinione o peggio ancora dei reati contro la morale, contro la religione islamica sciita duodecimana, ovviamente ritenuto tale dal regime fondamentalista. Non appena iniziata, la violenta repressione delle manifestazioni contrarie al regime in Iran era già stata denunciata in un flash mob a Santo Stefano con tutti i consiglieri comunali di Venezia. Pochi giorni prima una delegazione dell'Associazione dei Democratici Iraniani in Italia era stata accolta a Palazzo Ferrofini per ricevere la solidarietà del Consiglio regionale Veneto. Da allora le tensioni tra Iran e Israele hanno portato all'apertura di un ulteriore preoccupante fronte di crisi. Oggi sopra il cappio sul ponte dell'Accademia un cartello recita: "Il popolo iraniano vuole libertà e pace". Che informazioni trapelano dall'Iran attraverso i contatti che avete in quel paese? Sicuramente la popolazione è molto spaventata per quello che le potrà accadere, un attacco esterno che possa coinvolgere vittime civili, sicuramente una opzione da scongiurare. La cosa che gli oppositori iraniani ci dicono e auspicano è quello che il mondo occidentale possa più che altro isolare completamente il regime, in modo da poter favorire una rivolta dall'interno che sia fatta da iraniani per raggiungere la libertà. Questa mattina nella conferenza stampa di apertura della Biennale d'Arte il presidente della Biennale ha commentato la scelta del padiglione di Israele di non aprire, lanciando un forte richiamo alla pace. Il padiglione di Israele che decide di non aprire doppiamente, totalmente, nell'assoluto della verità capovolge l'atto estremo scelto dall'artista, lo capovolge nel mettersi in opera della verità, il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. E questo, per dirla con Magritte, non è un padiglione, è un fatto d'arte, è il genio dell'arte che sa trovare risposta. Stamattina nella conferenza stampa di presentazione della 60ª esposizione internazionale della Biennale d'Arte, il presidente Pietrangelo Buttafuoco, con accanto il direttore della mostra Adriano Pedrosa, ha commentato la decisione del padiglione di Israele momentaneamente di non aprire. Un secondo discorso di altissimo profilo, quello di Buttafuoco, che ha lanciato un forte richiamo alla pace. Questa non è la Biennale.
In tempo di guerra è necessario ed è urgente che i saggi, gli artisti, l'aristocrazia del pensiero facciano fronte alla catastrofe incontrandosi, parlandosi, misurandosi nella dialettica. Io me ne assumo la responsabilità e vi dico che questa che non è una pipa, è uno strumento di pace, è l'agone dove misurare la vicinanza tra i popoli, le culture, le religioni e le più irriducibili differenze. Ai giardini un gruppo di manifestanti davanti ai padiglioni di Israele e degli Stati Uniti con alcuni volantini ha invitato a boicottare i padiglioni degli Stati Uniti e di Israele. Si è poi allontanato senza alcun problema di ordine pubblico. Intanto c'è un passo importante per lo stop dell'inceneritore di Fusina. L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere negativo ed ora i comitati confidano in una folta presenza cittadina alla prossima manifestazione. L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso giudizio negativo sul progetto dell'inceneritore per fanghi proposto da Enel Rewind a Malcontenta. Notizia accolta con soddisfazione dai comitati del coordinamento no inceneritore. Un risultato importante perché l'Istituto Superiore di Sanità conferma molte delle questioni che noi avevamo sollevato, che ha sollevato anche il CNR, in particolare per l'incenerimento dei PFAS, sui quali c'è molta incertezza e anzi i rischi sono ormai conclamati. E poi comunque l'Istituto riconosce che Porto Marghera è un luogo già inquinato, la qualità dell'aria è già oltre i limiti e quindi loro dicono in questo contesto non bisogna aggiungere altro inquinamento ma bisogna risanare. Ora, evidenzia Donadel, non si può più far finta di nulla. Nessuno può far finta di nulla, i fanghi sono contaminati da molte sostanze perché i depuratori civili ricevono non solo le scariche delle fognature ma anche delle industrie come delle concerie eccetera. E tra questi inquinanti ci sono i PFAS. Il problema PFAS è un problema molto serio, va affrontato innanzitutto mettendoli al bando. Quali saranno dunque i prossimi passaggi? La palla passa alla Regione Veneto, prima di tutto al Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale e ovviamente a tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, primi tra tutti i comuni di Venezia e di Mira. La battaglia non è ancora vinta e la manifestazione del 1° giugno dopo questo giudizio assumerà ancora più importanza. Abbiamo vinto la battaglia, significa che abbiamo fatto un buon passo in avanti. Il 1° giugno c'è questa grande manifestazione a Mestre, sabato 1° giugno alle 15:30 stazione ferroviaria e quello sarà un appuntamento decisivo perché se saremo in tanti, e questo è l'appello che facciamo ai cittadini, forse riusciamo a dare un colpo decisivo a questo progetto. Intanto cresce l'attesa per l'arrivo del Papa a Venezia il 28 di aprile, una giornata che Antena 3 seguirà con una lunga diretta non stop. Ieri sera a Ringa il patriarca Moraglia ha detto pronti all'abbraccio, la visita del Papa sarà un punto di svolta sul tema cruciale dell'ambiente. Grazie, grazie, grazie al Papa, grazie ai giovani, grazie alle detenute, grazie alla città di Venezia, grazie alla Chiesa di Venezia e ai giovani del Triveneto che rappresenteranno le loro chiese. Quindi la parola molto semplice ma molto significativa è la parola grazie. Per il patriarca Moraglia, il giorno dopo la domenica storica sarà questo, un ringraziamento collettivo, il termine che meglio riassumerà la visita di Papa Francesco a Venezia. Ci si avvicina a grandi passi al 28 aprile, un evento epocale che Antena 3 seguirà in diretta fin dalle prime ore del mattino per raccontarvi momento dopo momento l'abbraccio al pontefice. Un Santo Padre sofferente fisicamente, ma più combattivo che mai, come ha potuto constatare di persona lo stesso Monsignor Moraglia nella visita dei vescovi del Nord-Est a Roma 2 mesi fa. Un uomo che mi ha colpito e ha colpito molti, io direi tutti presenti, per la lucidità. Sembra veramente che nell'ultimo tempo abbia dato una marcia in più, ecco, alle sue giornate, ai suoi impegni. Dalla Giudecca e l'incontro con le detenute e gli artisti del padiglione della Santa Sede alla Biennale, all'abbraccio dei giovani alla salute, fino alla messa davanti a 10.000 persone a San Marco. Per il patriarca tutti momenti di grande emozione, uno in particolare.
Io penso che i giovani ci stupiranno perché sapranno accogliere il Papa come sanno fare loro, e immagino che l'accesso dell'imbarcazione che arriverà verso le sponde, la ripa del campo della salute per poter consentire al Santo Padre di scendere in mezzo ai ragazzi sarà un momento veramente commovente. E poi l'Eucaristia nello scrigno unico al mondo di San Marco e la volontà del Papa di essere vicino alla gente. L'organizzazione, e il Santo Padre hanno questa disponibilità a fare in modo che nel momento di arrivo e di partenza del Santo Padre ci possa essere anche un percorso che permetta a tutti, nell'ambito del possibile, qualunque è la loro posizione in piazza, di poter vedere da più vicino possibile il Santo Padre. Ma Francesco Venezia significa anche dare una svolta al tema più caro per il pontefice, quello dell'ambiente, nella città che più di tutte è il simbolo della fragilità e dell'equilibrio. Credo che veramente Venezia possa essere un trampolino di lancio per pensare il presente e il futuro nel rispetto della creazione. Io penso che questa visita ha tutti i requisiti per poter essere un colpo di acceleratore circa queste tematiche. Rischiano lo sfratto da un edificio del Demanio in vista della visita a Venezia. I residenti dell'ex caserma Sanguinetti di Castello scrivono proprio al Papa. Caro Santo Padre, desideriamo mostrarle cosa si nasconde dietro le quinte di questa vetrina di prestigio per l'arte contemporanea che è diventata in questi giorni Venezia. Comincia così la lettera che il gruppo San Pietro e Sant'Anna di Castello è riuscito a far consegnare privatamente a Papa Francesco in vista della sua visita in città. Al centro c'è nuovamente il futuro delle famiglie che vivono nell'ex caserma Sanguinetti, per le quali nel 2022 si era attivata una vasta campagna di sostegno con raccolta firme contro la possibilità che il complesso attualmente di proprietà demaniale nel quale abitano si trasformasse in un nuovo albergo di 3.500 metri quadri. Gli inquilini non hanno ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, ma le dichiarazioni a mezzo stampa del direttore regionale dell'Agenzia del Demanio, che ha parlato di lavori al tetto che non possono essere eseguiti coi condomini presenti, ha riacceso le preoccupazioni. In assenza di comunicazioni ufficiali, Giovanni Andrea Martini di Tutta la città insieme ha depositato un accesso agli atti. Vorremmo ricevere da lei, si conclude la lettera al Papa, un po' di coraggio e conforto per continuare a resistere alle potenze speculatrici e continuare a vivere nelle nostre case come i normali residenti di una città normale. A Chioggia, con la crisi di maggioranza, Matteo Penso, incompatibile con il ruolo di consigliere assessore, a scriverlo in una nota è il Ministero dell'Interno. Se ne è parlato a lungo negli ultimi mesi, al punto da creare una crisi di giunta, mettere a rischio il mandato del sindaco Armelao. Ora c'è la risposta. Matteo Penso, attuale segretario del Circolo di Fratelli d'Italia di Chioggia, è incompatibile col ruolo di assessore. È arrivata la nota del Ministero dell'Interno a seguito del quesito che avevo formulato per capire se era più o meno incompatibile Matteo Penso, il segretario comunale di Fratelli d'Italia. Il Ministero dunque ha dato ragione al primo cittadino. Fratelli d'Italia mi ha fatto perdere 2 mesi e mezzo, perché voleva impormi questo nome che per me era incompatibile, e oggi appunto abbiamo avuto la certezza che lo stesso è incompatibile. Il sindaco di Chioggia, Armelao, aveva ragione. Armelao aveva sollevato da subito perplessità su Penso a causa della sua condanna alla Corte dei Conti. Per questo aveva chiesto un parere anche al segretario comunale, che ne confermava l'incompatibilità con una nota. Di contro, lo stesso Penso aveva prodotto un parere legale di parte che invece faceva intendere il contrario. Ecco perché lo scorso 6 marzo Armelao aveva deciso di scrivere al Ministero un quesito ad hoc, la cui risposta è arrivata con grande soddisfazione del sindaco. Penso è incompatibile con qualsiasi ruolo, si legge, sia consigliere che assessore, quindi anche, evidenzia poi Armelao, per buona pace dei 4 consiglieri comunali di minoranza che continuano a sostenere le loro tesi. Campione di nuoto paralimpico non riesce ad entrare nei locali a causa delle barriere architettoniche, annuncia battaglia a nome dei disabili e chi non rispetta le regole. Ho riscontrato che tanti bar non sono a norma,
questo a Spinea come in giro per Mestre, per qualsiasi altro comune. Ho avuto delle grandi difficoltà anche la settimana scorsa in un hotel ad Abano Terme. Queste sono solo alcune delle situazioni con cui Maurizio, 47enne di Spinea, si scontra quotidianamente. Disabile dal 2019 in seguito a un infortunio sul lavoro e da qualche mese colpito da una grave forma di tetraparesi spastica, nuotatore ai massimi livelli da normodotato e oggi campione di nuoto paralimpico, ha deciso di farsi portavoce di una battaglia per dire basta a chi non rispetta le norme sull'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ho deciso che denuncerò tutte le situazioni che non sono a norma e voglio anche proteggere e cercare di riuscire ad ottenere dei grandi obiettivi pure per tutte le persone diversamente abili. Voglio che giustamente ci sia inclusione, non ci sia discriminazione. Le disposizioni esistono, evidenzia Ferri, il problema è che in Italia non vengono rispettate. Noi siamo indietro con tutte le amministrazioni e come nazione perché noi non rispettiamo le regole, non c'è sensibilità a questo argomento. Per il resto io noto in giro che c'è molta indifferenza. Maurizio non ha più intenzione di dover chiedere aiuto a 4 persone come già accaduto solo per poter entrare in un locale. Io voglio poter entrare in autonomia e voglio che praticamente la mia vita da diversamente abile sia esattamente come quella che avevo da normodotato. In caso contrario procederà con la querela ogni volta che si troverà di fronte a una barriera architettonica. Siamo al Teatro Goldoni di Venezia, dove è esposto un imponente arazzo realizzato con un intreccio di tessuti di recupero su rete industriale per promuovere la sostenibilità ambientale. Si è trattato di tagliare a fettucce sottili queste stoffe e intrecciarle e annodarle su una rete industriale, quindi creare un arazzo con materiale di recupero in pratica. Un arazzo composto da tessuti di recupero intrecciati a mano su rete industriale lungo 7 metri e alto 1,20 m. Presentata a Venezia nel foyer del Teatro Goldoni, l'opera di Olimpia Biasi è un modo di promuovere, anche attraverso una forma d'arte diversa da quella teatrale, un messaggio di cura nei confronti dell'ambiente e favorire la diffusione di una cultura che contribuisce a creare valore pubblico. Pur avendo fatto il bozzetto, lavorare su 7-8 metri non è una cosa da ridere, perché bisogna stare attenti alla composizione, all'accostamento dei colori, al tema che era un manto per le lucciole, quindi doveva essere una cosa sontuosa, ma sontuosa con quello che avevo, quindi una bellissima sfida. Il progetto si inserisce tra le iniziative di Back to Art per coniugare valorizzazione artistica e consapevolezza ambientale. Abbiamo pensato ad Olimpia Biasi e l'incontro con lei è stato un incontro magico, nasce come un manto per le lucciole, che è questo arazzo grandissimo, 7 metri per 1,20 m, che viene esposto in 3 teatri diversi facenti parte della fondazione del Teatro Stabile di Venezia, quindi oggi a Goldoni, tra qualche settimana a Padova e poi a Treviso. E l'incontro con Olimpia è stato un incontro magico perché lei nel suo perseguire la cultura della natura all'interno del mondo dell'arte e nel creare questo connubio ha guardato a noi come un potenziale valorizzatore di quell'opera. Allora noi con queste belle immagini ci fermiamo, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo come sempre in chiusura alle previsioni del tempo, arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave. Bentrovati al Meteo. La circolazione atmosferica subisce importanti modifiche, arrivano diversi impulsi perturbati e aria di origine artica, dunque decisamente più freddo per la stagione dopo il caldo record degli ultimi giorni. Vediamo insieme i dettagli.
Sul Veneto la grafica di giovedì 18 aprile evidenzia un tempo piuttosto instabile. Avremo infatti fenomeni sparsi e intermittenti in esaurimento tuttavia entro la sera. Limite della neve sui 1200-1500 metri. Temperature in calo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 11 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo nuvoloso e coperto con la possibilità di qualche debole precipitazione locale, specie nel pomeriggio. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà nuvoloso e tempo variabile con possibili locali rovesci nelle ore pomeridiane. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 13-14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a San Donà di Piave.